Proviamo un po', In diretta? adesso sentiamo qua cosa dice. Beh, come aspettare quando entrano in campo. No, ma anche prima, aspetta un secondo, vediamo. Segna che c'è. Prova a dirlo, dai. Prova. Inizia. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti allo stadio Lorica di Galtellì. Sta per iniziare la partita Barisardo, tutta vista Galtellì Barisardo. Cielo parzialmente nuvoloso, 9 gradi, 4 percepiti in campo. Lo stadio è gremito da parte dei locali e una piccola parte anche degli ospiti che assistono alla partita. La formazione. Iniziamo con la formazione del tutta vista. Sori, Mameli, Angioi, Urru, Busu, Rodriguez, Lai, Mameli, Cadau, Caggiu, Rodriguez. Questa è la partita schierata dal mister Solinas per il tutta vista. Vediamo ora chi ha schierato il mister Cavasin per il Barisardo. Barbarosa, Moussa, Silvestri, Aimi Filipe, Gabriel, Moreira, Barbarosa Wilson, Franco Duarte Olivo, Niade Papa Massamba, Leite, Mendas, Metus, Ferrari, Ferdinando, Boccatore Luca. Questa è la squadra che ha schierato in campo il mister Cavasin per quanto riguarda il Barisardo. Una rosa fatta da molti stranieri. Quello che esce è questa qua, vedi? Parla del Barisardo, adesso parla di quello che stai dicendo. Parla di quello che sta dicendo, molti stranieri. Il Barisardo ha schierato in campo il mister Cavasini molti stranieri. Sicuramente è un livello molto alto, ma noi a livello dilettantistico cerchiamo di mettercela tutta. Faccio uscire la foto di Giovanni Arca, e diciamo che è dedicata a Giovanni Arca, capito? Aspetta. Adesso in sovrappressione un ciclista, ma non è un solo ciclista, è un nostro compaesano che è venuto a mancare, quindi questa foto è dedicata a lui, a Giovanni Arca. Nativo di Silanus ma residente da tanti anni a Galtellì, dove ha costruito una famiglia, parte integrante del nostro paese. Quello che vedi qui è quello che ti stramette, capito? Per esempio adesso questo è il campo. I tifosi cominciano ad arrivare in tanti, numerosi, per questo importante match.
Credo che tra alcuni minuti inizino ad andare in campo le due rose. Con la voce un po' più alta. Giovanni Arca, sei sempre nei nostri cuori e lo sarai per sempre, ti ricordiamo sempre. Se non vuoi parlare, porta questo su. Quando si abbassa. Ecco un caloroso applauso da parte dei tifosi locali per il Tuttavista che appena ha fatto l'ingresso in campo. Capitano Mameli con in mano il gagliardetto, sicuramente ci sarà uno scambio, un fair play con gli avversari. Ecco le immagini che scorrono la rosa del Barisardo. Adesso il Tuttavista con Azzori, Mameli, Angioi, Orru, Bosu, Rodriguez, Lai, Mameli, Cadau, Caggiu e Rodriguez. Pietro. Questa è la formazione che ha scelto il mister Solinas per il Tuttavista. Appena entrato anche il direttore di gara, sicuramente farà il sopralluogo del campo. Giulia Bolognesi. Giulia Bolognesi sarà è il direttore designato alla FIFA per quanto riguarda questa partita importante.
Ancora un'alta affluenza di pubblico allo stadio comunale di Galtellì. Ecco, anche gli avversari sono entrati in campo, si preparano. Eccoli. 16:02 ancora, non è partito il match. Grande entusiasmo da parte del pubblico allo stadio comunale Galtellì. Ecco il saluto tra le due squadre. Sicuramente anche il mister Solinas non ha lasciato niente al caso per quanto riguarda la sua formazione. Nell'area tecnica si vedono i due mister. Partono i padroni di casa. Ecco il pubblico che incita i propri giocatori. Partiti! 16:04 partiti. L'invio del portiere. Vediamo. Ecco padroni di casa, ancora i padroni di casa. Ecco con Lai si disimpegna e non è andato a buon fine. Fallo laterale per i locali. Vediamo Rodriguez. Lancio lungo ma non è andato a trovare il compagno. Vediamo il 9 del Barisardo. Cerca l'assist ma non è andato. Grande il pressing dei locali. Ci stava la punizione. Angioi che batte la punizione. A cercare Caggiu. Gli avversari cercano di pressare ma l'estremo difensore del Tuttavista butta fuori, spazza via. A terra un giocatore del Barisardo.
È ancora Dolorante a terra, cerca di rialzarsi. Mister Cavasini vede un po' incazzato con i suoi. Stacco di testa di Mameli. Ricordiamo che il Barisardo in questo momento è primo in classifica, le ha tutte vinte e una pareggiata. Anche già promosso con 6 giornate di anticipo. Sì. Si è già guadagnato la promozione con 6 giornate d'anticipo. L'unica squadra che le ha fatte pareggiare è la Baunese. Ripeti tu, io non mi sento molto bene. Vediamo Caggiu. Caggiu cerca di servire Mameli. Mameli ancora. Mameli cerca di fare pressing sull'avversario. Sori. Parte Sori. Ecco. E parte il Barisardo. Parte in attacco il Barisardo. E Sori deciso. Prende palla. Cerca di far salire la squadra. L'invio lungo per servire a Cadau. Una presunta punizione, ma l'arbitro lascia scorrere. Anche il mister Sulina cerca di dare indicazioni ai propri uomini in campo. Vediamo ancora il Barisardo in fase attacco, ma Mameli blocca il lancio del 13 del Barisardo. Spinge Angioi di testa e vediamo il tutta vista con Caggiu. Parte con Caggiu, il lancio lungo a cercare Cadau. Ancora Cadau per Caggiu. Caggiu cerca di inserirsi, Lai ancora Lai e viene fermato dal 9. Grande contropiede del tutta vista. Grande contropiede del tutta vista ai 5 minuti dall'inizio della gara. Bellissimo, è stato bellissimo. Sbagliano il passaggio, vediamo ancora il Barisardo che cerca di attaccare, ma il tutta vista si difende bene. Attenzione, palo. Calcio d'angolo per il Barisardo. Grande Cadau, adesso vediamo Lai che cerca in contropiede, Lai salta il 2
e cerca la palla per Mameli. Mameli cerca di raggiungere la palla in questo momento. Vediamo Mameli con chi cerca il disimpegno. Mameli, ancora Mameli. Mameli cerca il lancio lungo a cercare il disimpegno per Cadau, ma non riesce. Vediamo Rodriguez cerca di bloccare il numero 19. Vediamo ancora il balsaldo che attacca, ma il Tuttavista anticipa la mossa. Ancora Lai cerca un lancio di verticalizzare. Vediamo se Astori esce. Grande Sori, blocca un attacco, ha sferrato l'attacco al Barisardo. E l'arbitro giustamente fischia il fuorigioco. Sembrano che i locali non si stiano facendo intimorire dal Barisardo. Il direttore di gara invita il nostro giocatore locale a stare più sereno. Riparte il Barisardo dalla punizione. Grande Sori che porta in angolo un'occasione per il Barisardo. Sta facendo anche una papera. Parte il Barisardo, vediamo. Un po' di confusione nell'area piccola del Tuttavista, un po' di confusione. Mister Solinas riprende i propri uomini. Ecco i tifosi che incitano la propria squadra. Il Galtellì canta Tuttavista oh. Vediamo Sori, rimessa da Sori, tenta il lancio a cercare Cadau e fischia l'arbitro. Tuttavista sicuramente cercava, ecco, vediamo Lai con Caggiu e l'arbitro fischia il fuorigioco. Indubbio il fuorigioco, ma il direttore di gara ha deciso così e così parte di nuovo il Barisardo. Parte il Barisardo col 5, il disimpegno col 9, ma vediamo, Cadau scivola, stava cercando di agganciare il lancio ma è scivolato sul campo. Diciamo che il direttore di gara è dal fischietto facile, sta fischiando un po' troppo. Vediamo Mameli ha la meglio, cerca di svincolarsi ma non riesce.
Ancora il Barisardo che attacca, ma Rodriguez, vediamo Lai subisce un fallo e l'arbitro un po' di prepotenza in campo. Parte la punizione Rodriguez e cerca Cadau stoppa a cercare Lai manda ma non trova nessuno, si scusa con i propri compagni Lai. Anticipa Rodriguez e ancora il Barisardo che riparte con un fallo laterale. Cerca il cross, vediamo, Sori esce e Mameli cerca di buttare, cerca di ribattere, il tuttavista se la sta giocando. Vediamo, riparte Sorikson con Rodriguez, cercava di servire Lai ma non riesce, viene anticipato dal 19 del Barisardo. Grande occasione per il tuttavista, quasi gol. Occasione mancata per il tuttavista. Riparte il Barisardo. Grande anticipato. Il direttore di gara fischia una punizione abbastanza lontana dalla sua posizione per valutare la punizione. Punizione un po' pericolosa per il tuttavista. Sori che coordina la propria barriera. Non si sente l'audio, dicono. Ma non si sente, ce l'ho qua, lo sto sentendo io. Si sente, ce l'ho io qua. Batte il Barisardo. Alta per il Barisardo. Riparte il tuttavista. Ecco Sori. Ecco il lancio per Lai. Gira Lai per Cadau. Il Barisardo anticipa. Vediamo, Rodriguez cerca di tenere palla. Grande Mameli spazza via. E il tuttavista difende bene la palla e riparte. A terra il giocatore del tuttavista, ma riparte. Lai cerca di servire. Cadau cerca di fare pressing sul grande Cadau che fa pressing. Barisardo cerca di ripartire con una punizione che non era a loro favore, ma a favore del tuttavista. Una punizione subita ai danni di Urru.
Ecco Caggiu e fischia di nuovo il direttore di gara. Barisardo cerca di ripartire. Riparte il Barisardo. E Sori protegge la palla. Il lancio per Lai. Lai. Vediamo. Rodriguez viene anticipato. Barisardo cerca il lancio ma Mameli cerca di proteggere e spazza via Rodriguez. Vediamo Cadau in vantaggio, ancora Cadau in vantaggio, tira e parata del Barisardo, mannaggia. Pericolose sono state fatte da tutta vita. Le uniche azioni pericolosissime finora sono state fatte dai locali. Vediamo, cerca di partire il Barisardo, lo vedo molto nervoso in campo. Oh, un momento che non si sentiva l'audio, ha detto non si sente l'audio di là, quando l'hai abbassato. Molto nervosismo in campo da parte del Barisardo. Ecco, cerca di partire Caggiu, protegge la palla, Caggiu cerca il disimpegno con Mameli ma non riesce, passaggio filtrante ma non è andato a buon fine. Grande match, a terra Cadau del Tuttavista, si avvicina il direttore di gara per sincerarsi le condizioni. Il mister Solinas cerca di dire due parole al direttore di gara. Uomo a terra dei locali, molto dolorante Cadau. Giovanni Cadau, deve essere il numero 9. Sì, Cadau numero 9. Fair play, il Tuttavista dà la palla al Barisardo e ripartono con l'estremo difensore. Grande, pericolosissimo, ma difende bene la palla. Tuttavista anticipa il passaggio, Caggiu difende bene la palla. I compagni non sono stati celeri a sostenerlo. Ancora il Barisardo in possesso palla. Proteggono la palla i locali e niente di fatto. 0-0 al 20° tra Tuttavista e Barisardo. Il lancio. Le due occasioni più vuote le ha avuto nel Tuttavista. In fin dei conti il Barisardo non ha ancora tirato in porta. Ecco la tifoseria dei locali del Tuttavista che incita i propri giocatori. Vediamo, Caggiu viene marcato, ma Caggiu cerca e viene buttato a terra. Speriamo che il direttore di gara abbia visto e abbia fischiato una punizione a favore del Tuttavista. A terra il 15 del Barisardo, che è stato bloccato. Il numero 10 Caggiu è stato bloccato mentre cercava di scappare da solo, ma è stato bloccato.
procurandosi una punizione. Vicino alla punizione troviamo Stefano, vediamo il pubblico che incita. Orru cerca di battere la punizione. Orru fischio del direttore di gara. Vediamo. Niente di fatto. L'estremo difensore cerca di dire qualcosa al nostro giocatore Cadau. Un po' di nervosismo. Si abbracciano, niente di fatto. Il direttore lascia scorrere. Vediamo. Sembra che se le stia cercando tutte l'estremo difensore del Barisardo. Ma Cadau non sfugge niente. Non sfugge e segnala subito al direttore di gara l'irregolarità. Ecco la rimessa. Vediamo. Niente di fatto ancora. Riparte il tuttavista con Sori. Grande pressing da parte del Barisardo. Si è sentato Antonio Pessei, un attimino si è sentato Antonio Pessei, il commendatore. Per questi minuti mi tocca a me dire qualcosa. Siamo al 25esimo del primo tempo, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Le due occasioni più ghiotte le ha avute il tuttavista. Il Barisardo ancora non ha tirato ancora in porta un tiro degno di loro. Il tuttavista ha sempre respinto le occasioni pericolose del Barisardo. Siamo al 25esimo. Siediti lì. Ecco, parte Sori. Rimessa. Forza Cartelli! Ecco il pubblico incita di nuovo i propri giocatori. E Sori con la presa sicura fa salire la squadra.
rimessa lunga, Mameli, ecco, Mameli cerca di Orru per Caggiu, ma viene anticipato. Vediamo, bravissimo, bravo Rodriguez, blocca l'avversario, un grande tackle. Perché c'è recupero? Ecco, calcio d'angolo per il Barisardo, il lancio lungo cerca di trovare, ma il tutta vista Fortunoso. e buttano giù di nuovo Cadau. Ai danni di Cadau stanno facendo veramente tanti falli. Questa era da munizione però. Ci stava il cartellino giallo, ma l'arbitro ha concesso soltanto una punizione. Ecco, parte di nuovo tutta vista per cercare Lai, ma fallo laterale per il tutta vista. Mameli al fallo laterale. Cerca di servire Cadau. Ecco, Orru, Mameli, Angioi, lancio lungo, ma Caggiu, e vediamo il tutta vista ed è gol! E il tutta vista si porta in vantaggio, ragazzi, e il tutta vista si porta in vantaggio, è grande il tutta vista con Lai, è grande il tutta vista, si porta in vantaggio ai danni del Barisardo. Tutta vista 1, Barisardo 0, tutta vista 1, Barisardo 0. I ragazzi ci hanno creduto alla grande, ragazzi, e hanno realizzato con un fantastico gol. Grande il tutta vista. E vediamo il giocatore numero 19 che va a prendere la palla. Un po' di nervosismo in campo, al Barisardo non è andata giù questa rete, non è proprio andata giù il Barisardo, al Barisardo, un po' di nervosismo in campo. Molto nervosismo in campo, al Barisardo non è andata giù questa rete. Ecco, il pubblico incita. Abbiamo fatto un gol. Vinciamo. Speriamo. Il direttore di gara estrae 2 cartellini gialli per i dirigenti, sia per il dirigente locale che del Barisardo. Non è andata giù proprio questo gol. Vediamo come va la ripartenza e siamo al 30° minuto del primo tempo al Galtellì. Al 27° credo che abbia realizzato il gol. Chi ha segnato? Lai che porta in vantaggio il tutta vista. Bellissima azione. Ecco, riparte il Barisardo. Orlatta. Scusate, signora. Il Barisardo tenta il lancio, ma Sori protegge la palla e para. Vediamo il lancio lungo di Sori nella rimessa, cerca di servire Cadau.
Ecco, bravissimo, bravissimo a proteggere la palla, il Tuttavista protegge la palla nonostante la velocità del Barisardo. Calcio d'angolo per il Barisardo, butta via Zori a proteggere la palla Cadau, che cerca di seguire Caggiu ma non riesce, filtrante, ma ancora e il direttore di gara non fischia, una punizione a favore del Tuttavista, lascia scorrere. Siamo al 32esimo del primo tempo. Ecco il pubblico caloroso, grande pubblico, grande presenza del pubblico. Lo stadio comunale è gremito di gente. Mameli protegge. Leggera pioggerella battente sullo stadio comunale Tuttavista. Tentano il tiro ma fuori traiettoria. Un'azione proprio scorretta da parte del giocatore del Barisardo mentre cercava di rubare palla dalla panchina dei locali. Un'azione proprio incresciosa. Parte Sori, lancio lungo per cercare Lai, ai danni di Lai subisce un fallo. Urru batte la punizione. Cercano grande che protegge Busu, protegge palla, la manda fuori e impedisce l'incursione del Barisardo. Ancora Busu cerca di spazzare, Mameli cerca il contrasto, protegge palla e a servire Mameli per Cadau, non riesce. Vediamo il dribbling. Calcio d'angolo per il Barisardo. (35esimo), ricordiamo l'orario che passa inesorabile allo stadio comunale Galtellì. Ecco il lancio nell'aria ed è fuori. Grande l'entusiasmo allo stadio comunale. Ancora rimessa. Alto il pressing da parte del Barisardo. Rodriguez marca stretto l'uomo
il Barisardo, ma ancora Sori che protegge la palla, l'estremo difensore del Tuttavista. Ecco lancio lungo per cercare Mameli, Caggiu, Mameli, ancora Mameli, Mameli, ancora Mameli, Mameli che si porta avanti e cerca il disimpegno per Lai, ma Lai cerca di recuperare, viene anticipato, ma ancora Lai che cerca, vediamo il Barisardo che contrattacca, ma il numero 2 E lì non hanno saputo gestire, era buona l'occasione. ecco a terra un Cadau, sembra, no, non è Cadau, a terra un giocatore del Tuttavista. Ecco, entra in campo l'assistenza sanitaria. Un Tuttavista che si sta mostrando veramente determinato per questo incontro. Speriamo che duri, veramente. Andrebbe nella storia l'unica squadra che ha battuto il Baunei. Barisardo. Non Baunei. Baunei ha pareggiato il Barisardo. Un Barisardo molto duro in campo, ma i padroni di casa non si stanno lasciando intimorire. Ecco parte di nuovo il Barisardo, fallo laterale. Il numero 2, ma scivolone del numero 19, scusate, del Barisardo, ma ecco Mameli, aggancia Mameli, e grande Mameli per Rodriguez, per Lai cerca il disimpegno, ma un'azione molto difficile da gestire. Vediamo ancora il Barisardo che tenta il lancio lungo. Grandi capacità tecniche del Tuttavista oggi in campo. Siamo al 39esimo. Orru Tuttavista parte con Mameli, va a servire Cadau, niente di fatto nell'azione. Attacca il Barisardo, il Tuttavista protegge, vediamo ancora il Barisardo, ma il Tuttavista protegge. Caggiu alla palla, cerca di proteggerla e cerca, ma Cadau non ci crede, non si sono capiti, ma va bene così. Il Barisardo, ma Mameli prende palla, Mameli per Rodriguez. Ancora Cadau a terra. Batte la punizione
per cercare Rodriguez, mano ma l'arbitro non vede, il direttore di gara non vede e riparte in contropiede. Bravissimo, grande Angioi che anticipa l'incursione del Barisardo e la manda in frantumi. Il 5 del Barisardo molto nervoso, l'arbitro lascia scorrere, ecco Caggiu che anticipa a Lai, ancora Caggiu per servire Lai, tenta Lai l'incursione, si porta avanti Lai che si porta avanti e tira, ed è palo, ed è gol, gol, tutta vista 2, Barisardo 0, incredibile al 42esimo, incredibile, grande il Tuttavista che segna, grande il Tuttavista che crede in questa partita, ragazzi, è stupendo, è meraviglioso, è grandissimo, è fenomenale, ragazzi, vedere questa partita è bellissima. Siamo venuti a dominare Barisardo, noi siamo venuti a dominare il Tuttavista. Ecco Cadau che realizza, grande, è mancato di poco Lai al raddoppio, alla doppietta, ha già pensato alla ribattuta Cadau e a realizzare in gol, fantastico qua allo stadio Tuttavista Galtellì, grande, ripartono, 43esimo del primo tempo. Molto nervosi quelli del Barisardo, cercano di ripartire, ma vediamo che protegge la palla Lai. Vediamo, estrae un cartellino giallo. Sono molto nervosi questi del Barisardo, non stanno accettando per il momento il risultato. Molto nervosismo in campo, ma i locali sono molto sereni e tranquilli, se la giocano il tutto per tutto qua allo stadio comunale Galtellì. 16:49, Tuttavista 2, Barisardo 0. Batte la punizione il numero 8 del Barisardo. Molto nervosismo in campo, il direttore di gara fischia la punizione, vediamo, alto il tiro di testa e non mette a segno il Barisardo, non mette a segno. Bellissimo incontro, bellissimo, emozionante. Spero che sia altrettanto emozionante per i telespettatori che guardano da casa. Ancora il Tuttavista che cerca Mameli ancora, Mameli che cerca rincorsa ma non aggancia. Vediamo i danni, punizione e danni del Tuttavista. Se non c'ero io col cavolo lo vedevano a casa. Ringraziamo Giovanni Maria Pira per la diretta e per dare l'opportunità a chi non è presente qua allo stadio a guardarsi la partita. Salutiamo tutti i telespettatori che da casa ci guardano, perché venire qua, ecco, terminato ora il primo tempo, grande il Tuttavista che si porta in vantaggio per 2-0. Entrano negli spogliatoi vediamo il portiere, guarda,
delle azioni incresciose. Il Barisardo non accetta il risultato, almeno per il momento non accetta. Molto nervosismo sia da parte dei giocatori che sono in campo, molto nervosismo, non pensavano di trovare un tuttavista così tosto e forte.
Siamo di nuovo in diretta dallo stadio del Tuttavista. I locali sono già in campo. Adesso entrano. Ingresso in campo anche del Barisardo, che in questi 45 minuti tenterà sicuramente di fare il raddoppio e di portarsi in vantaggio. Speriamo che durante l'intervallo si siano placati un po' gli animi. Ecco. Partiti. Vediamo Cadau che protegge. È un fallo subito da Cadau, ma il direttore ha visto bene di fischiare contro. Non sono proprio d'accordo con questa decisione del direttore di gara. Vediamo, cercano di portarsi. Gol del Barisardo al 30° secondo. Barisardo, Tuttavista 2, Barisardo 1. Vediamo Mameli. Pagliaccio! Ma che è iniziata? Questo gol del Barisardo non ci voleva proprio al 30° secondo. Vediamo, riparte il Tuttavista. Vediamo Cadau. Fischia. Lancio lungo del Barisardo, ma viene anticipato dal Tuttavista. Barisardo attacca, ma il Tuttavista si difende bene. Un'altra punizione subita ai danni del Tuttavista. Mister Cavasin manda a scaldarsi 3 giocatori della propria squadra. Vediamo Caggiu, anticipa a Cadau. Grande Busu che spazza via. E si porta ancora avanti. Giocatore del Tuttavista a terra.
Mister Sulinas nell'area tecnica dà a disposizione ai propri uomini in campo. Applausi per Caggiu, non si è capito bene cosa fosse successo. Il sangue c'è in faccia, sul naso. Sembra che sia sanguinante. Tutta vista al momento in 10 in campo. Grande Cadau. Tutta vista che oggi si mostra con delle grandi capacità tecniche. Il 19 tenta l'incursione ma anticipa Lai. Vediamo lo stacco di testa. Grande Sori che para e alla ribattuta sbaglia il Barisardo, vicinissimi al raddoppio, al pareggio, scusate. Il raddoppio del gol. Vicinissimi al pareggio. Beh, adesso siamo stati un po' fortunati, dai, diciamo la verità. Caggiu è rientrato in campo. Ecco Mameli che cerca di agganciare. Busu protegge e spazza via. Ecco stoppo di petto di Caggiu, ma Stefano lancia per Cadau. Un'altra punizione subita ai danni di Cadau. Vediamo Lai aggancia. Prende la palla ma il direttore di gara fischia. Si sta ristorando Floris. Floris per il tutta vista si scalda. Nonostante le basse temperature c'è una grande folla di pubblico allo stadio. Vediamo, tutta vista cerca di partire per servire Cadau. Cadau tenta il tackle ma non è riuscito. Grande Flori che prende la palla a proteggere il risultato del tutta vista ancora una volta. Vediamo. Mameli cerca di spazzare via ma viene intercettato. Un po' di scompiglio in campo per il Barisardo.
Mameli cerca di servire Cadau. Grande Laima, viene fermato e l'arbitro giustamente ammonisce col cartellino giallo il Barisardo, il giocatore del Barisardo, che un brutto intervento ai danni di Lai, sanzionato dal direttore di gara il giocatore del Barisardo. Parte tutta vista dal calcio di punizione, saltare lo stacco di testa di Caggiu. Solo in faccia ha impedito un'azione elegante del giocatore del tutta vista. C'è il giocatore, nonostante il giocatore a terra, il Barisardo continua a giocare. Vediamo se il direttore di gara richiama l'attenzione dell'assistenza sanitaria, ma al momento no, quindi si rialza Rodriguez. Ecco un'azione di fair play, Barisardo restituisce a palla. Il lancio lungo di Zori a cercare i propri compagni. Cercano il 2. Grande ancora Zori una volta a proteggere il risultato del tutta vista. Grandissimo, azione pericolosissima ai danni del tutta vista. Cadau pressa il Barisardo, cerca di anticipare l'azione ma non riesce e riparte il Barisardo con il numero 5. Ecco il pubblico che incita il tutta vista. Calcio d'angolo del Barisardo. Grande lo stacco del capitano di testa a cercare Lai. E riparte il tutta vista con Lai. Ancora Lai, lancio lungo per Cadau. Il lancio lungo per Cadau, c'è un po' di confusione. Pensavamo ci fosse un rigore a favore di tutta vista, ma il direttore di gara non ha fischiato. Non è stata così parsimoniosa a dare il calcio di rigore per il tutta vista. Caggiu pressa alto al Barisardo. Ecco, riparte il Barisardo, ma Mameli lo blocca Mameli. Ancora un po' di scompiglio in campo, il Barisardo, punizione a favore del tutta vista. Ecco il lancio del tutta vista.
14esimo. Ecco, grande Mameli che anticipa il giocatore del Barisardo. Vediamo il mister Solinas, effettua un cambio, esce Caggiu e entra Giorgio Floris. Anche il Barisardo effettua un cambio. Ecco, a rafforzare di tutta vista con Floris. Cadau va a pressare il Barisardo, intercetta Lai, vediamo il capitano Cadau, ecco, e riparte e fischia il fuorigioco il direttore di gara. Ricordiamo il risultato tutta vista, al momento 2 Barisardo 1 al 15esimo del secondo tempo. Non lo poteva prendere Gao. Poteva effettuare una presa ma ha spazzato via. Si vede che al momento si è trovato insicuro e ha preferito spazzare via. Vediamo. A quanto sono? Ecco, Mameli va a servire a Cadau, ma viene bloccato. Ancora Mameli, ostacolo di testa. Mameli va a cercare Cadau che protegge, è libero, Angioi, e il lancio di Lai da lontano, cerca di trovare impreparato il portiere. Ecco Rodriguez che protegge Mameli, scusate. Grande l'uscita di Sori, anticipa tutti, ha bruciato tutti i suoi tempi. Dolorante l'estremo difensore del Tuttavista, l'assistenza sanitaria in campo, cerca di dare sollievo all'estremo difensore. Ricordiamo che ci sono 9 gradi in campo, percepiti 4.
basse temperature. Ricordiamo le bellissime reti del Tuttavista in contropiede, sono riusciti a fare due bellissime incursioni. Il lancio lungo di Zori, che va a servire Lai ancora in possesso di palla, il lancio intercetta il portiere, niente di offensivo. Riparte il Tuttavista con una punizione. Vediamo Mameli. Vediamo, parte Lai. Grande concentrazione dei locali in campo. Ma non li vedi i colpi, non li vedi! Arbitro, picca la palla lontana! Sbaglia! Sembra che il numero 7 del Barisardo abbia sgomitato al nostro giocatore del Tuttavista. Ecco il lancio lungo, Barisardo. Grande Sori, para di nuovo, protegge la palla, ma alla ribattuta è presente il Tuttavista, i locali che spazzano via. Angioli protegge. È finita. 23esimo. Siamo al 23esimo. Cambio. Ecco il pressing, alto il pressing del Tuttavista.
Lai grandissima, sta conducendo una grandissima gara. Mister Solinas, un po' di nervosismo, cerca di dare disposizioni ai propri uomini. Cadao non ce la fa. C'è molto nervosismo. Vediamo il mister Cavasin che discute col direttore di gara. Molto nervosi gli ospiti. Molto nervosi gli ospiti. Il mister Solinas fa un cambio, esce Cadau ed entra Mastio. Applausi per Cadau, grande partita. Ventiseiesimo, il cielo si fa sempre più cupo. Le temperature continuano ad abbassarsi e infatti si sono accesi i riflettori allo stadio. Ha cercato di agganciare Lai ma non è riuscito e manda in fallo laterale. Molta confusione nell'area piccola. Però questo portiere pure qualche sbaglio non sta facendo. Ne ha parate molte. Ancora Rodriguez che spassa. Vediamo. Capitano cerca di Per un pelo, guarda, sembrava dentro, guarda. Ah? Sembrava dentro, guarda. Ventottesimo. Vediamo, parte tutta vista a terra Lai, l'arbitro lascia scorrere l'arbitro, ancora
Pressing di Mastio ai danni del numero 6 che non è contento, ma Mastio riesce a svincolarsi. Guardatelo da qua, vedi? Si vede. Si intensifica il vento. Stacco di testa. Vediamo, riparte il tutta vista con Lai che fa il lancio lungo, e il direttore di gara non concede un rigore, non concede il rigore. Duro contrasto tra l'estremo difensore del Barisardo, che si è buttato a terra dopo un po', molto dolorante il nostro giocatore. Molto lontana la posizione del direttore di gara per stabilire se ci fosse un rigore, ma da qua ci stava tutto. Il balzato in aria cambiano, no? Cercano di fare il cambio portiere, ma poi annullano la richiesta. Le basse temperature stanno imbiancando la cima del Monte Tuttavista. Qualcuno ha scritto, vince il Barisardo 3-2. Sì. No, qualcuno ha scritto qua. Capitano del Tuttavista molto dolorante. Parte il Barisardo nella propria metà campo. Pioggia battente allo stadio Galtellì. Pioggia battente, misto neve. Trentatreesimo del secondo tempo. Quelli tirano anche quando non si importa.
Vediamo. Dai, 10 minuti alla fine. 34esimo. 34esimo del secondo tempo. Pioggia battente sullo stadio, tutta vista Caltillì. Al momento il risultato invariato del 2-1 per il tutta vista. Sori alla rimessa. Il lancio lungo, ma viene intercettato dal Barisardo. Vediamo il tutta vista cerca. Ecco Sori alla rimessa, il lancio va a servire, viene intercettato, Lai prende la palla, tenta di servire, ecco Mameli, ancora Mameli, il lancio lungo, prende il portiere del Barisardo. Non mi mancano! Oh, un altro cambio del Barisardo. C'hanno anche i numeri loro, Entra il numero 10 ed esce il numero 6. Ma provende, stai vero? Sì. Sembra che le temperature si siano abbassate ulteriormente. Vediamo. Questa punizione da dire. Barisardo cerca delle punizioni inesistenti. Si è buttato a terra il giocatore del Barisardo. Sarebbe bello se il Tuttavista avesse segnato un'altra rete per stare più sereni e tranquilli. Al 38esimo, punizione del Barisardo. Sicuramente cercherà di metterla a segno, ma la mette nell'aria. Scompiglio grande. Vediamo Mastio, parte Mastio che va avanti, Mastio, ancora Mastio, e il lancio ma non realizza,
buona l'intenzione ma non realizza. Bellissima azione del Tuttavista al 39esimo. 19, molto veloce. Grande, il Tuttavista protegge ancora. Il Barisardo cerca di attaccare, ma viene anticipato. Vediamo ancora il capitano del Tuttavista che difende la palla, viene buttato a terra e adesso ci sta il cartellino giallo del direttore di gara. Ci sta tutto, era davanti. Sanzionato il giocatore del Barisardo. A Bocchinallo. 40esimo del secondo tempo. Ricordiamo il risultato. Tuttavista 2, Barisardo 1. Barisardo attacca ancora, Tuttavista protegge. Tuttavista ancora il Barisardo col numero 10 e protegge Rodriguez, protegge la palla. Se il Tuttavista dovesse portare a casa i 3 punti sarebbe fantastico, risultato eccellente, e rimarrà poi anche nella storia che sarebbe la prima squadra che batte il Barisardo. Non illudiamoci perché mancano ancora pochi minuti. Dovuto gli scongiuri che rimanga questo risultato. Non diciamo niente per il momento, scongiuriamo. Il lancio di Sori. Tre minuti più recupero al fischio finale di questo match che ha visto un grande Tuttavista in campo condurre una bellissima partita. Al di là di come vadano questi minuti, la tifoseria del Tuttavista incita il proprio pubblico a tenere alto il tifo. Vediamo Mastio che fa un pressing alto al Barisardo da solo. Grande Mameli coordinato, spazza via, intercetta la palla e la manda via. Giocatore dalle grandi capacità tecniche. Aia. Grande arbitro. Ormai siamo giunti al 43esimo e 40 secondi. Sori. Il lancio a cercare Giorgio, cercare Floris.
4 minuti, 4 minuti di recupero il direttore di gara. Il Barisardo se la giocherà tutto e per tutto per arrivare al pareggio. Grande parata di Sori, parata con grande platea, ci sta a recuperare un po' del prezioso tempo. 1 minuto è già andato via. Andate che non lo può prendere a mano, Un po' l'estremo difensore si porta avanti, Mastio cerca di intercettarlo. Vediamo. Pericolosa l'azione Barisardo. Dobbiamo tenere la calma. Fa un bellissimo molto, guarda che plus. L'aria, grande partita con grande personalità. Il lancio di Sori, intercettano. Mameli spassa ancora, Mameli il capitano. Vediamo. Il numero 3 cerca di schiaffeggiare l'arbitro, il direttore non vede. Scorrettissimi. Non gli piace sicuramente assaporare il profumo di questi punti mancanti. Vediamo, Mastio cerca di correre, principale il portiere. Siamo al 47esimo. Attimi di paura. Attimi di paura. Un minuto e mezzo al termine del match. Una punizione in una zona pericolosissima. Calciare il numero 10. Il pubblico ormai, vediamo se il direttore fischia. È finita con la vittoria del Tuttavista, ci portiamo a casa i nostri 3 punti. Grande il Tuttavista che sbatte, ripeto, batte per 2-1 il Barisardo. Tuttavista 2, Barisardo 1. È grande il Tuttavista che si porta avanti questa partita, clamoroso match, i nostri ragazzi che si portano a casa il risultato è indescrivibile ragazzi, l'emozione che c'è qua al Tuttavista, grande emozione, è una felicità vedere i ragazzi battere gli imbattuti in questa partita, grande emozione allo stadio di Galtellì. È finita ragazzi.
Ecco i giocatori che... Siamo l'unica squadra che ha vinto con la... L'unica squadra che ha battuto il Barisardo durante questa stagione calcistica. Grandissimi, grandissimi ragazzi. Ecco i ragazzi che si avvicinano a salutare il pubblico. Grandi, 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 grandi. È stata veramente una bellissima emozione oggi vedere questi giocatori realizzare questo risultato. Secondi assoluti in questo girone. Ecco tutta l'amarezza del Barisardo che va nella propria panchina, che sono stati battuti dal Tuttavista, un grande Tuttavista, grandissimo. Ecco ancora un omaggio dei giocatori al pubblico. Ecco, applaudiamo. Ecco, bellissime immagini, bellissime immagini, bellissime immagini. Chiudiamo qui la diretta di questa magnifica, strepitosa partita. Il Tuttavista si conferma ancora una bellissima squadra, grazie ai ragazzi che ci hanno creduto. Ancora grazie, buona serata a tutti.